Buona domenica, carissime e carissimi, solennità della Santissima Trinità. Che dire? Il tempo ordinario riparte così, dopo il grande, lunghissimo periodo della Quaresima e della Pasqua, no? Il tempo ordinario che ci accompagnerà adesso fino a buona parte dell'autunno ricomincia così, con la solennità della Santissima Trinità. 3 versetti del Vangelo di Giovanni, Gesù in dialogo con Nicodemo, siamo al capitolo 3, che è tutto dedicato a questo dialogo tra Gesù e Nicodemo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Dio Trinità, il mistero della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Come va interpretato questo mistero? Cos'è il mistero di Dio? È un insieme di verità astratte, dogmatiche, alle quali ci viene chiesto di aderire, magari con la testa, con la ragione. È un insieme di precetti morali da seguire con la volontà e con lo sforzo, sempre magari in maniera esterna, cioè senza metterci il cuore. Cos'è il mistero del Dio Trinitario? Formule da imparare a memoria per poter pregare, per poter tenercelo buono in qualche maniera, no? In modo tale che non ci capitino le disgrazie, o gesti che abbiamo imparato anche quelli a memoria, come accendere una candela di qua e di là. Mi colpisce sempre quando qualcuno viene a dirmi guardi che io, oppure guardi che mio padre e mia madre erano persone molto religiose, molto credenti, pensi non frequentava la messa, ma ogni tanto lui entrava in chiesa e accendeva una candela. Benissimo, bellissimo, meraviglioso questo gesto, ma cos'è la fede cristiana? Cos'è il mistero di Dio per me, per noi? Cos'è? È qualcosa di esterno a noi che non arriverà mai a coinvolgerci a livello emotivo, a livello affettivo, a livello esistenziale, a livello delle nostre scelte, a livello di come occupiamo il nostro tempo o come impegniamo i nostri pensieri e i nostri stati d'animo. Dio ha tanto amato il mondo, ecco, questo è il mistero della Trinità, un processo di amore, non un atto di amore, ma qualcosa di più, un concatenarsi di tanti eventi di amore, che trovano la loro sintesi nel fatto che Dio ci ha fatto un regalo, ci ama così tanto che ci ha fatto un regalo, ci ha regalato Gesù. E qual è lo scopo di questo regalo? Ora, se io vado liturgicamente, noi ascolteremo il brano del Vangelo a messa con queste parole, cioè inizia così, no? A messa il Vangelo inizia così: Dio ha tanto amato il mondo. Ma se io vado a leggermi il testo direttamente dal Vangelo di Giovanni, nel Vangelo è scritto così: Dio infatti ha tanto amato il mondo. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Cioè c'è una congiunzione, infatti, che congiunge con quello che è stato detto prima. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Questo aveva detto Gesù a Nicodemo, cioè Dio ha regalato il Figlio al mondo perché? Per dare al mondo la possibilità di guarire. La parola mondo nel Vangelo di Giovanni spesso ha un'accezione negativa. Mondo significa l'umanità nella misura in cui l'umanità aderisce al principe di questo mondo, il principe delle tenebre. Il mondo ha un'accezione negativa perché spesso il mondo preferisce le tenebre alla luce, preferisce l'odio all'amore, preferisce l'invidia e il rancore alla tenerezza, preferisce la vendetta alla cura.
preferisce la morte alla vita. Il problema del mondo è che il mondo diventa uno spazio di morte, perché gli uomini ispirati dal principe di questo mondo hanno imparato a uccidersi da Caino in poi. Questo è il dramma del mondo raccontato nel Vangelo di Giovanni. Ma Dio ama il mondo e lo vuole salvare, ed è molto interessante anche l'uso del verbo condannare che c'è in questo brano, no? Perché Dio non vuole condannare il mondo, però quel mondo lì ha condannato a morte suo figlio. Eppure Dio continua a non volere condannare il mondo, lo vuole salvare, lo vuole guarire, lo vuole rigenerare. Questo è Dio, questo è l'amore di Dio. Allora cos'è la fede? La fede è entrare in questo processo di amore. La fede non è qualcosa di astratto, non è qualcosa di freddo. La fede è un rapporto, è una relazione, è lasciarmi coinvolgere in questo dinamismo di amore, al punto tale che la mia vita diventi una carne umana, corporea, che in qualche modo si connette alla carne di Dio, che è la carne di Gesù. E anche la mia carne diventa spazio non per togliere la vita, ma per donare la vita. Perché Dio ci ha mostrato l'alternativa, ci ha dato Gesù, il quale è il servo che lava i piedi ai suoi discepoli per farli star bene, non perché stiano male, ed è il pastore che salva la vita delle pecore. Come? Morendo addirittura lui al posto delle pecore. Buon cammino di fede, buona festa della Santissima Trinità, buoni giorni.